Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per la pagina di Padova. Partiamo dal mattino. PNRR, il governo fa 10 modifiche per riuscire a salvare la quarta rata, ma questa è la notizia di carattere nazionale, mentre cuore artificiale italiano, il governo sostiene Padova. Il professor Gino Gerosa lavora al progetto che richiede un finanziamento di 50 milioni in 5 anni. L'obiettivo è coinvolgere le aziende come Leonardo e Ferrari, il plauso del ministro. Fegato donato da 2 nipoti, nuovo trapianto record. E sotto vediamo una foto della rettrice di Padova. Più posti alla scuola di medicina da ottobre, un aumento di 120. 120 è una bella notizia. Nell'Alta Padovana ricatto hard in rete, 17enne salvato da prof e famiglia, e dopo la tragedia fermate i bagni nel Brenta. I sindaci chiedono le telecamere proprio per evitare, insomma, anche per avere la possibilità di intervenire prima che succedano le cose. Un'altra sentenza: bancarotta marito e moglie condannati a 3 anni e 6 mesi, incidente sul lavoro, operaio colpito in cantiere da una gru. È gravissimo. Andiamo sul Gazzettino. Veneto, strappo sui profughi, si parla anche di quello che ieri ha detto Zaia in regione, poi lo vedremo anche da noi. Atteso l'arrivo 4.000 migranti, accordo regione, comuni e prefetti, Zaia, serve un'accoglienza diffusa. Questo è un titolo che si è un po' spalmato su tutti i giornali web di ieri, ma anche sui giornali cartacei questa mattina. Scoppia il caso Vicenza, richiedenti asilo lasciati per strada. Stefani, così i nostri sindaci diranno di no. Angelica, poco prima della strage, uno scontro evitato per un soffio, è ancora la tragedia di quella turista tedesca che ha investito la famiglia. Bibbione, invece, il comune spegne la musica a mezzanotte. Qui comincia a esserci primi, a parte che anche a Treviso ci sono dei punti dove viene spenta la musica a mezzanotte anche di sabato sera. Il Corriere del Veneto, un pezzo di fegato dei nipoti Salvazia, grande famiglia, intervento unico, vedete tutta l'equipe, in arrivo 4.000 profughi nei comuni. Zaia a patti con prefetti e sindaci, piccoli numeri in ogni paese, mai più hub nel Vicentino, è già polemica. E migranti climatici sui monti, questo è un altro tipo di migrazione, in molti si sono trasferiti probabilmente per il caldo. Turismo, un regolamento per gli affitti. E andiamo a vedere la pagina di Padova di Notizie Plus, vedete che anche qui si parla di Zaia, poi c'è anche un filmato se volete vederlo, e qui invece getta via la droga e scappa, ma viene fermato e denunciato. Comunque vi invito a vedere il video, visto che noi l'abbiamo anche pubblicato. È tutto per Padova.